Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. A Val Nogaredo di Cinto Euganeo, tra la chiesa e Villa Contarini, si è svolto anche quest'anno pane, pizza e bollicine. L'evento accosta la qualità di pane e pizza cotti su forno a legna alle bollicine dei vini frizzanti dei Colli Euganei e viene organizzato ogni anno dalla Proloco di Cinto Euganeo. Questa manifestazione, che si chiama Pane, Pizza, Bollicine, è nata 6 anni fa da un gruppo di giovani. Il nostro scopo era quello di promuovere innanzitutto il territorio e i vini abbinati alla pizza, che abbiamo i vini Pinello, Seprino, Prosecco e Fior d'Arancio. Invece della birra, cercare di dare in questo territorio la pizza con le bollicine. L'evento è volto a promuovere i vini DOC dei Colli Euganei, primo fra tutti il Prosecco, molto apprezzato dai giovani. Come ci spiega Davide Bertipaglia. Abbiamo un'opportunità che secondo me è da sfruttare ed è da poco che abbiamo questa opportunità, che è la DOC del Prosecco. È per questo che sosteniamo al 100% l'attività del consorzio del Prosecco, che ha sede a Treviso. Anzi, abbiamo chiesto non più di 2 o 3 settimane fa proprio al Consorzio Prosecco di creare un osservatorio sul mondo del consumo del Prosecco, proprio per monitorare, perché secondo noi proprio non si tratta di una vera e propria moda, ma è un fatto di costume. È un fatto di costume, come può essere un fatto di costume anche l'uso cioè il consumo di Prosecco in lattina, perché no? Qualcuno lo vede come una cosa demoniaca. Assolutamente. Se i giovani consumano il vino Prosecco in lattina, ben venga, vuol dire che i nostri produttori si dovranno adeguare a quel tipo di packaging. Ovviamente è un'opportunità, non dico che sia la soluzione di tutti i mali della vitivinicoltura, ma è un'opportunità e come tale è un'opportunità che va sfruttata. Può essere anche una provocazione, forse, più che un'opportunità? Oddio, in questo momento di crisi, provocazione od opportunità, secondo me meglio che cogliamo il treno che passa, ma non diciamo Prosecco per dire no agli altri tipi di vini dei Colli Euganei. In questo momento è giusto, tra virgolette, sfruttare il momento del Prosecco. Non dimentichiamo che all'interno del territorio dei Colli Euganei ci sono altre 12 DOC che vale la pena di capire, di fare consumare ai giovani. Al vice sindaco di Cinto Euganeo, invece, abbiamo chiesto come mai è stata scelta la frazione di Val Nogaredo anziché il centro paesano. Il motivo è solamente una questione di spazi. La caratteristica di Val Nogaredo è che ha una situazione pianeggiante proprio nella zona centrale, quindi c'è lo spazio sia per la manifestazione sia per i parcheggi. Nelle altre frazioni la cosa è più complicata. In più forse c'è lo scenario, gli ulivi, la Villa Contarini del 1600, la chiesa che faceva parte dello stesso aggregato, praticamente dello stesso complesso architettonico. E sono queste le motivazioni principali che portano a questa manifestazione qui. Quali sono le particolarità della villa? È una villa seicentesca con dipinti del Guarana, che è un discepolo del Tiepolo. Anche la chiesa stessa ha un affresco nella navata centrale che è del Guarana. Nello spettacolare scenario dei Colli Euganei si sono esibiti anche gli Aironi Neri, cover band dei Nomadi, gruppo che da sempre richiama l'attenzione di persone di tutte le età, proprio come gli avventori di pane, pizza e bollicine. L'obiettivo è proprio questo, unire giovani e anziani in un momento di piacevole convivialità, ma anche diffondere la cultura di una fruizione salutare dei vini DOC dei Colli Euganei.